Buon pomeriggio, ben trovati all'anteprima corner di martedì, considerato che stasera andremo in onda poi alle 20:45 con corner, seguiamo quello che è il calendario del Catania. Come sempre per parlare di Catania in studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a voi. E allora cominciamo subito con intanto i numeri e vediamo la grafica della giornata che si è conclusa ieri con 3 partite che si sono giocate alle 20:30, ma guardiamo tutto il quadro. Altamura Giuliano 1-1, Atalanta Under 23, Monopoli 2-0, la Casertana ha regolato il Cerignola 4-1, Foggia e Siracusa 1-1, Latina e Casarano ha vinto 2-1, così come la Salernitana è passata sul campo del Trapani per 2-1, Potenza Sorrento 3-0. Il Benevento ha perso in casa con la Cavese 1-0, ma probabilmente ancora faceva festa per il ritorno in Serie B. Crotone Catania 2-0, Picerno Cosenza 3-1. La classifica che viene fuori: il Benevento a 80 punti, l'abbiamo già più volte sottolineato, promosso in Serie B. Catania è ferma a 68 punti, secondo posto, poi la Casertana che si fa sotto a 65, il Cosenza che perde distanza e non approfitta del passo falso del Catania, resta ferma al 63, stessi punti della Salernitana, poi il Crotone a 58, Casarano 53, Monopoli 52, con il Cerignola 47 il Potenza. Qui si chiude almeno per il momento la zona playoff. A 44 c'è l'Altamura, l'Atalanta Under 23 43 punti, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37. Siamo in zona playout, ma bisognerà vedere se poi questi play-out veramente si disputeranno. Vedremo la classifica finale e solo allora potremo dire. Latina 36, Giuliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani ultimo con 23 punti. Allora, Alessandro, parliamo di Catania. È stato davvero uno spettacolo deludente, utilizziamo il termine deludente oggi pomeriggio, quello visto ieri a Crotone, allo Scida da parte del Catania, che ha perso la seconda partita consecutiva quest'anno, in questa stagione, non era mai avvenuto in questo campionato, dopo aver perso rispettivamente prima l'imbattibilità della rete in casa e poi anche l'imbattibilità casalinga come i risultati, con la prima sconfitta che è arrivata con il Picerno. Insomma, sta inanellando una serie di risultati di record sicuramente negativi. Beh, io penso di poter dire che questo sia il punto più basso dell'era Pelligra come presidenza del Catania. Siamo al terzo anno di Serie C, da tutti ritenuto come l'anno del salto in avanti, dopo aver fatto teoricamente una stagione di assestamento in Serie C e passi. Dopo aver cominciato una seconda stagione di Serie C con la grana fideiussioni, la penalizzazione, giocatori in bilico, passi anche questa, poi il playoff, l'eliminazione per opera del Pescara, ma quest'anno tutti, ma proprio tutti, avevamo chiaro quale fosse l'obiettivo ed è... Eppure era cominciata in maniera diversa la stagione. Era cambiato in maniera diversa, ma le stagioni le devi portare a compimento. Non basta fare dei pezzi di stagione positivi per poi trovarti con un pugno di mosche in mano a 2 giornate alla fine. Perché il Catania oggi ha dimostrato di non avere il passo della capolista, ha dimostrato di non avere neanche in questo momento il passo della vice capolista. Perché ovviamente in questo momento, se tu mi chiedi cosa funziona nel Catania, io ti rispondo nulla, cosa non funziona praticamente tutto. Questo è un gruppo squadra che evidentemente ha avuto un rendimento di un certo tipo solo in condizioni favorevoli, e che invece nel momento di ingranare la sesta e di staccare la concorrenza ha trovato davanti a sé dei limiti che oggi neanche un sistema di gioco, a mio avviso, possono andare a arginare. Sono limiti, a mio avviso, innanzitutto individuali, temperamentali,
Eppure mi però, rifiuto... se si guarda la rosa del Catania sono giocatori di grande esperienza. Però bisogna vedere in che condizione oggi si trovano, nel senso che magari hanno una grande esperienza alle spalle ma stanno vivendo la fase discendente della loro carriera, e quindi quello che oggi deve essere il presupposto inderogabile, cioè la prestazione intanto da un punto di vista fisico e temperamentale, è qualcosa che manca in maniera eclatante, perché il Catania non arriva più primo sulle seconde palle, non vince duelli, non non crea situazioni di superiorità numerica negli ultimi 20 metri. A questo aggiungici che la forza di questa squadra, che era la fase difensiva, progressivamente si è andata a sfilacciare, perché i gol oggi il Catania li subisce quasi costantemente con una regolarità preoccupante. Quindi da tutto questo ragionamento, se tu oggi mi chiedi questo trend dove porta, è indubbio che io ti rispondo all'eliminazione dal primo turno dei playoff, perché è chiaro che questa è una squadra che oggi perderebbe con qualsiasi altra squadra di qualsiasi altro girone, perché non ha proprio i concetti base per poter essere competitiva in una competizione come quella dei playoff, dove il margine di errore è praticamente nullo. Allora, io sentirei le parole di Viali di ieri sera, e poi annunciamo subito che non ci sarà un top del match, perché c'era poco da diciamo, evidenziare e segnalare, da premiare, e poi faremo anche delle altre considerazioni in vista anche poi di quello che è il prossimo turno e di quello che ma anche quella che è la domanda più ricorrente: cosa ci si aspetta, no? Se questa situazione tecnica è definitiva o può essere oggetto di una rivalutazione da parte della dirigenza. Comunque ascoltiamo Viali. Sentiamo Viali intanto. La squadra ha fatto quello che faceva prima. Se poi vogliamo parlare di sistemi di gioco, fondamentalmente abbiamo fatto un centrocampo a 3 per cercare di creare quella densità che magari avevamo sofferto lunedì, e comunque l'atteggiamento prettamente numerico era quello più o meno del percorso iniziale della squadra. E per quanto riguarda il lavoro mio, io voglio essere chiaro su una cosa che ho detto il primo giorno. Io ho accettato la Serie C, ho accettato Catania per cercare qualcosa di eccezionale, perché la Serie C non la volevo vedere più, ok? Quindi sono il primo che mi girano, mettete voi quello che volete come bip, perché l'ho fatto solo per Catania, per quanto è importante questa piazza, questo blasone, e quindi mi rompe le scatole, cioè non me ne frega niente dei risultati di oggi delle altre concorrenti, della classifica, del secondo posto. In questo momento non me ne frega niente, cioè è proprio una questione di amor proprio, ok? Di amor proprio che per noi stessi e per rispetto dei nostri tifosi dobbiamo assolutamente cambiare registro. Bisogna cambiare registro, dice Viali, ma in mano questa squadra c'era lui. Anche perché, no, voglio dire, se tu alla vigilia mi dici che la sconfitta contro il Picerno è stata utilissima perché gli ha dato l'opportunità di capire tutto quello che doveva capire, e poi la risposta sul campo è quella di ieri sera, c'è da mettersi le mani ai capelli. È un disastro. Cioè, lui magari si esprime molto bene in termini di comunicazione, nulla da obiettare, ma la comunicazione alla fine conta la sostanza. Quindi se tu sei bravo a comunicare, devi essere non solo in grado di comunicare bene alla squadra prima della partita, ma anche durante la partita, perché poi il concetto che è emerso, dice il Crotone non ha fatto niente di che fino al gol di Gallo, ma il Catania cosa aveva fatto in cambio? Questa era una partita da affrontare con la prospettiva di uno 0-0 da difendere a tutti i costi, o era una partita in cui dovevi dare delle risposte anche forti? Alessandro, il Catania non ha affrontato la partita per difendere lo 0-0 a tutti i costi, ma non l'ha neanche affrontata per vincere questa partita. Ma infatti dico, è tutto sballato proprio il piano gara. Cioè il Crotone è andato a nozze perché ha fatto il suo calcio, quello che ha sempre espresso, una partita normalissima, senza pubblico. C'era una condizione ideale: se tu avevi degli argomenti forti li mettevi sul tavolo, senza se e senza ma. Noi abbiamo visto il primo tiro nello specchio della porta del Catania al 75esimo. Un mezzo tiro smozzato, fra le altre cose. Dico,
nei restanti 74, nei precedenti 74, cosa ha fatto il Catania? Una squadra che non riesce a fare 3 passaggi di fila. Cioè, questo non è calcio, questo è un altro sport. Allora Alessandro, prima dicevamo la domanda che tutti si fanno, che cosa succede? Io ieri durante diretta stadio ho detto che a prescindere da come sarebbe andata a finire, perché eravamo nell'intervallo, quella situazione imponeva una profonda e seria riflessione. Sì. Ti risulta che ci sia stata una riflessione? No. Bene. Cioè, o meglio, se tu mi dici la riflessione porta a un cambio del tecnico... No, io dico una profonda riflessione intanto. La riflessione è obbligatoria, perché se no è ovvio che non ha senso ricoprire determinate cariche. Certo. Ok, a tutti i livelli. Quindi la riflessione è obbligatoria, ma dal terreno del pensiero a quello del fatto, insomma, c'è una bella distanza. Cioè, tu puoi fare tutte le riflessioni di questo mondo, ma le devi tradurre in fatti concreti, che significa giocare a calcio, fare gol, evitare di subirli, tutte circostanze su cui oggi il Catania è in deficit assoluto. È una squadra che evidenzia una difficoltà anche a stare in campo, nel senso stare in campo non è squadra, singolo giocatore. Angelo, non è squadra. Angelo, non è squadra. Il Catania in questo momento non è una squadra, perché non c'è nulla in cui si lascia apprezzare, in nessuna fase, in nessun atteggiamento, proprio partendo dall'approccio individuale a quello collettivo. È una squadra in questo momento morta da un punto di vista sportivo. Sì, ma anche da un punto di vista della reattività ne significa da un punto di vista nervoso. Sai, nello sport magari quando subisci poi hai da un punto di vista nervoso l'istinto a portare, diciamo, a reagire in qualche modo. Non si è vista. Angelo, questa è una squadra, ripeto, che in una condizione favorevole per una parte di questa stagione ha reso, al momento in cui ha dovuto confrontarsi con delle difficoltà, con delle problematiche, ha sempre risposto negativamente in tutte le fasi della stagione. Parlo dal girone, dall'inizio al girone di ritorno in poi, decisive per poter, le ha steccate tutte, Angelo. Quindi tutte, c'è nel DNA di questa squadra c'è una sopravvalutazione del gruppo squadra e ovviamente ci sono altre problematiche che sono insorte per questo cambio tecnico avvenuto a 6 giornate alla fine, che hanno creato una miscela esplosiva. Però Alessandro, non so se siamo nelle condizioni di poter fare rivedere soltanto una riflessione. Il raddoppio, lasciamo stare il primo gol, che è tanta confusione in bambola, la difesa del Catania con 8 giocatori in E non è ammissibile. E non è ammissibile. Ma 4 passaggi, il secondo gol, 4 passaggi, ha tagliato a fette mezza squadra. Centralmente, guarda, sì. L'azione parte da questo passaggio, lo possiamo rivedere, poi magari stasera. Questo è il secondo, quindi prende palla, cerca di metà campo, c'è un allungo, ancora in verticale, c'è un altro. Musso. Però. Hai capito? Facile. Ma non è possibile. Ma non è possibile, ma è successo. E non è la prima volta che succede. Diciamo che. Abbiamo dimenticato i gol del Picerno per caso? Però, cioè, fondamentali. Ho capito, ma non funziona nulla. Questa è una squadra dove in questo momento non funziona nulla. Bene. Oggi la squadra rientrerà in sede, o lo ha già fatto da qualche minuto. Dopo un pranzo andrà ad allenarsi oggi pomeriggio. È presumibile che poi nel tardo pomeriggio ci sarà un vertice dirigenza tecnico per cercare di capire come uscire da questo tunnel, se esiste un'uscita. Bene. Ne parleremo stasera nel corso di Corner. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio. Ci dobbiamo fermare alla prima sosta, dopo andremo a Palermo. C'è Marco Gullà che è pronto per collegarsi e quindi riprenderemo con la Serie B per poi tornare anche a parlare di Lega Pro con note ancora dolenti, perché ahimè il campionato di Lega Pro quest'anno, almeno in questa fase diciamo finale, sta riservando certamente soltanto cattive notizie e ci riferiamo in maniera particolare al Trapani e alla Siracusa fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner. Come anticipato andiamo a Palermo, c'è Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, il Palermo ha mancato quella che era l'occasione, no? L'occasione per poter rubare, mangiare, rosicchiare dei punti alla Frosinone e non soltanto. E si ritrova sempre a queste 4 lunghezze di distanza dalla promozione diretta, ma le partite sono diminuite e il tempo stringe chiaramente. Assolutamente, 4 partite alla fine della regular season, 4 punti di distanza e in teoria verso il Monza Palermo dovrebbe fare addirittura un punto in più, perché poi negli scontri diretti andrebbe andrebbe in negativo, così come contro il Frosinone. Gli scontri diretti sono in parità, però nella differenza reti in questo momento il Frosinone ha fatto 5 gol in più, quindi diventa tutto più problematico. Ovvio che se il Palermo davvero voleva ambire alla promozione diretta doveva sbancare lo stirpe. E per dire il vero, insomma, dobbiamo anche dire, assolutamente evidenziare la importante prestazione della formazione di Inzaghi, che per diversi tratti di gara venerdì scorso ha dominato, ha probabilmente avuto soltanto una pecca, quella di non capitalizzare le occasioni da rete avute. E poi ha un palo nel primo tempo, nella ripresa Segre, ha surfato praticamente anche sui difetti del Frosinone, perché sì, dobbiamo assolutamente ammettere che il Frosinone è una squadra coriacea, una squadra che in questo momento è seconda, ma insomma il Frosinone probabilmente c'ha anche una dose di fortuna che in questi mesi lo ha accompagnato. Poi attenzione, la fortuna aiuta gli audaci e il Frosinone probabilmente alla fine taglierà anche il traguardo della promozione diretta, però attenzione, il Palermo in questa partita ha dimostrato di avere qualcosina in più. Però parla la classifica e l'abbiamo visto poc'anzi e la stiamo rivedendo. Il Palermo ha 4 punti in meno, deve probabilmente accontentarsi dei playoff, e attenzione perché comunque poi i playoff sappiamo benissimo che è tutt'altro campionato. Pur vero che il Palermo ha qualità, ha quantità, ha soprattutto gli ingredienti per poter arrivare fino in fondo, però attenzione, poi ogni partita ha una storia a sé, quindi anche il Cesena, che in questo momento è ottavo e che il Palermo tra l'altro affronterà sabato prossimo al Barbera, sembra una squadra assolutamente alla portata di Inzaghi, magari nei playoff diventa una mina vagante e può metterti in difficoltà. Quindi Palermo, se voleva davvero tagliare il traguardo doveva certamente fare quella qualcina in più, se serviva davvero in più, che avrebbe permesso poi magari appunto di raggiungere il secondo posto. Marco, sì. fra poco parleremo della partita del fine settimana, quella con il Cesena, ma intanto vorrei sentire Segre. Sentiamo cosa ha detto Segre. Sensazioni sempre positive, perché è un'ennesima partita dove hai creato tanto e poi alla fine sei riuscita a riprenderla. Ripeto, volevamo vincerla, miglioreremo sicuramente per tutte le occasioni che abbiamo creato e cercheremo di finalizzarle. Però siamo stati bravissimi a riprenderla. Siamo un grandissimo gruppo, come ho sempre detto, perché anche oggi riprendere una partita così importante contro un avversario forte non era facile, ma sono orgoglioso e siamo tutti molto contenti, perché diciamo da una parte contenti perché volevamo vincerla, dobbiamo vincerle tutte, c'è poco da fare, vincerle tutte come abbiamo sempre dimostrato, e perché siamo una squadra forte e possiamo ottenere questi risultati. Vincerle tutte, dice Segre, però sappiamo che il campione di Serie B non ha questa facilità quando si va in campo. 50 secondi per dirci della prossima partita. Vincere tutto a partire ovviamente dalla partita di sabato. Ovviamente non è poi un'impresa così impossibile vincerle tutte, Angelo. Il problema è giocare contro il Cesena sabato, poi Reggio Emilia il 25, Catanzaro in casa e finale a Venezia, che potrebbe avere già tagliato il traguardo della Serie A. Ma dico che comunque, pur vincendole tutte, il Palermo non avrebbe la certezza di andare in Serie A diretto, quindi questo è sicuramente un dato di fatto, perché anche il Frosinone ha un calendario agevole, un po' meno il Monza,
però alla fine insomma anche vincere le ultime 4 partite non permetterebbe al Palermo di andare in Serie A, meglio insomma a meno che poi le altre 2 insomma non si suicidano lì davanti e iniziano insomma a calare ulteriormente, però insomma 4 giornate dalla fine la vedo improbabile, insomma un'ascesa del Palermo per la promozione diretta, invece probabilmente Inzaghi già sta mentalizzando la squadra verso i playoff. Grazie Marco, ci dobbiamo fermare ancora, fra poco parleremo di Lega Pro, nuovamente andremo a Trapani e a Siracusa, restate con noi. Torniamo ad occuparci di Lega Pro con il collegamento con Trapani e con Siracusa. Vedo già Franco Cammarasana, buon pomeriggio a te Franco. Buon pomeriggio Grazie a te. Anche a Marco Petrolito che si trova a Siracusa. Allora, situazioni disperate per entrambe le squadre. Chi sta peggio sicuramente è il Trapani, certamente per tanti motivi, ma a Siracusa però c'è anche lo spettro di un possibile fallimento. Insomma, non si sta bene da nessuna parte. Franco, cominciamo da te. Assolutamente no, il progetto disperato era quello di puntare a 3 vittorie nelle ultime 3 partite contro Salernitana, contro il Cosenza e poi nel derby ultima giornata col Siracusa. Non è andata così, pur giocando il Trapani un primo tempo buonissimo, nel senso che ha messo sotto la Salernitana, che è vero è che mancava di alcuni elementi importanti, ma è pur sempre uno squadrone con un grande organico, tant'è vero che è passato in vantaggio sì sul calcio di rigore, ma Donnarumma ha fatto almeno un paio di interventi salvapartite. Poi però nell'intervallo ecco lì la differenza, quando hai un organico tecnicamente più forte e hai anche un tecnico esperto come Serse Cosmi, è cambiato tutto, perché Cosmi chiaramente ha cambiato qualcosa dietro, ha fatto entrare un centrocampista che raccattasse più palloni al centrocampo, ha avanzato un giocatore poco utilizzato dal suo predecessore come Ferraris, gli ha fatto fare il trequartista affiancando Lescano, che poi è uscito per il ragazzo che poi ha deciso la partita, Boncori. Ha utilizzato Ferrari sin dal primo minuto e lì ha vinto la partita, perché a quel punto il Trapani chiaramente non è riuscito a contenere questa potenza offensiva e il gioco della Salernitana. Ha perso e non soltanto ha perso, ma ha perso anche quello che era il punto di riferimento per una ipotetica ultima possibilità di salvarsi, anche perché le squadre che lo precedono, Siracusa e Foggia, sono andati a punti perché hanno pareggiato. Il Giuliano è andato a pareggiare ad Altamura, la quota di 36 adesso dove sono Picerno e Latina, adesso è veramente lunga, quindi il Trapani ormai praticamente è destinato alla retrocessione diretta, a meno che giorno 21 c'è un ultimo ricorso del Trapani per quanto riguarda i deferimenti, l'ultimo deferimento che ha avuto la società, nel caso che, ma sarebbe un miracolo, non so fino a che punto il Trapani possa riuscirci, non c'è riuscito fino adesso. Ecco, adesso vediamo il gol di Ferrari, avete visto un bellissimo gol da Cineteca. Stavo dicendo, niente, c'è solo da sperare che finalmente il Trapani vinca uno di questi ricorsi, magari così guadagnerebbe 5 punti e poi vincendo le ulteriori 2 partite potrebbe quantomeno partecipare ai play-out. Mi sembra molto difficile. Franco, sperare non costa nulla sicuramente. Sentiamo Aronica cosa ha detto, uno stralcio del post partita di Aronica e poi andremo anche a la squadra è da elogiare, perché ripeto, lotta, sono ragazzi che tecnicamente magari non sono fortissimi, però lottano e sono entrate nella mentalità del tecnico, ecco. Sì, sentiamo Aronica. No, diciamo che fin quando la matematica non ci condanna non è nel mio DNA mollare o cercare di giocare partite tanto per fare. Chiaramente anche alla vigilia abbiamo perso giocatori importanti come Benedetti, come Cozzoli, come Wilkelman, e quindi questo un po' ha limitato anche quello che era il piano gara, ecco, anche se a partita in corso. Adesso
cercheremo di recuperare al massimo e da martedì ci prepareremo per Cosenza, perché ripeto, oggi i ragazzi hanno fatto un'ottima gara e non lesinano impegno, energie, lo faranno pure a Cosenza perché è giusto che sia così, e poi dopo queste 2 partite tireremo le somme e vedremo, ecco, dove sarà il Trapani. Allora, vedremo dove sarà il Trapani dopo queste 2 partite. Grazie Franco per essere stato con noi intanto. Vado a Siracusa, dove la situazione diciamo che non è diciamo brillante, assolutamente no, anche perché questo pareggio è servito a poco, nonostante alla fine del primo tempo la squadra fosse in vantaggio. Sì, Angelo, ti rinnovo i miei saluti qui da Siracusa. È stata un'altra partita ben interpretata, come dicevi, giocata al massimo, decisamente meglio rispetto al Foggia, così come del resto era accaduto anche la settimana scorsa con l'Atalanta. Ma è arrivato un altro pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca, ma prendo più come un'occasione persa, l'ennesima per il Siracusa, che è tornato dalla Puglia appunto con un grande rammarico dopo aver dominato per un'ora di gioco, ma con il demerito di non essere riuscito a chiuderla prima di subire il gol dell'1-1 per la solita disattenzione. Un film già visto e rivisto più volte nel corso di questa stagione, anche se c'è da dire che la matematica lascia ancora alla squadra di Turati qualche speranza di poter disputare i play-out in virtù dell'attuale classifica, e se infatti nelle prossime 2 gare gli azzurri riusciranno a fare 6 punti, battendo Cavese e Trapani, imprese non facilissime, e a loro volta Giuliano e Foggia non faranno né più di 3 punti, il Siracusa andrebbe a disputare gli spareggi per la permanenza in Serie C proprio con il Giuliano, destino che dunque in questo caso per i Leoni dipende non solo dai propri risultati ma anche da quelli degli altri. Non bisogna comunque dimenticare, lo ricordiamo sempre, che al di là di questi calcoli la stagione degli Oditusei non è stata negativa, perché gli 11 punti di penalità penalizzano non poco in relazione anche alle difficoltà societarie, alle vicende che già conosciamo bene. Si parla di fallimento, si parla di futuro incerto, però sul campo gli Oretusei avrebbero 35 punti con una salvezza diretta che sarebbe ampiamente alla portata in queste ultime 2 partite, squadra che comunque continua ad avere il merito, la forza di crederci, anzi c'è da scommettere che nei prossimi 2 impegni, proprio a partire dalla gara con la Cavese che ieri ha vinto a Benevento ma appare un avversario alla portata, avendo praticamente quasi raggiunto la salvezza, gli azzurri daranno il massimo, daranno tutto, gettando il cuore oltre l'ostacolo come sempre hanno fatto, per giocarsi le loro ultimissime chance senza avere rimpianti. Sì, Marco, quello che voglio chiederti, nel caso in cui il Siracusa con una grandissima forza d'animo, di volontà, dovesse riuscire a centrare intanto il traguardo dei play-out, ci auguriamo anche oggi una insperata salvezza, con quali prospettive guarderebbe al futuro? Le prospettive adesso sono praticamente nulle, perché non ci sono rassicurazioni né da parte dell'attuale società né da quella che era la cordata che sembrava vicinissima a rilevare il sodalizio delle scorse settimane. Non ci sono state novità in questo senso, dunque si attende ormai l'esito delle ultime 2 partite, soprattutto la scadenza del 16 aprile, che potrebbe condizionare un poco anche il futuro, perché ricordiamo che se non dovessero essere effettuati i pagamenti previsti proprio entro questa data, ecco, ci sarebbero anche delle eventuali penalizzazioni che dovrebbero essere scontate nella stagione successiva, ed anche in questo diciamo ci sono dei dubbi riguardanti a quello che potrebbe essere il destino della società, perché non sarebbe semplice andare a trovare la cordata che, oltre ad accollarsi i debiti della situazione pregressa, dovrebbe ripartire da zero con una penalizzazione che comunque andrebbe anche a pregiudicare la stagione futura. Dunque si attende di vedere ciò che accadrà e magari poi si tireranno le somme per capire quello che potrà essere il futuro, che al momento comunque non appare roseo, Angelo. Bene, grazie allora anche a Marco Petrolito da Siracusa. Abbiamo sentito che insomma Trapani e Siracusa quasi camminano a braccetto, con la stessa situazione non solo in campo ma anche da un punto di vista societario, perché mi pare di poter dire, Franco è ancora lì, insomma Antonini ha annunciato già di voler prendere altre squadre che non hanno niente a che vedere con il Trapani, però aspettiamo, vediamo l'evolversi della situazione. Aspettiamo, sì. Aspettiamo quello che succede. Ci sono segnali, perché Antonini, nel caso di una retrocessione in Serie D, vorrebbe fare la squadra per essere protagonista in Serie D. Non credo un compito assolutamente facile, perché dovrebbe azzerare, altrimenti non si può scrivere nemmeno al campionato di Serie D se non azzera completamente tutti quelli che sono i debiti attuali, sia nei confronti dei tesserati e dei collaboratori, per una cifra, e tutte le penalità che ha avuto il Trapani in questo periodo. Quindi mi sembra un pochino un'idea un pochino azzardata. Sì, vedremo comunque grazie nelle prossime settimane. A Franco Camarasana, grazie a Marco Petrolito, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento è alle 20:45 sempre su Telecolor per
corner, dedicheremo 90 minuti, un'ora e mezza alla difficile situazione invece del Catania, che insomma sta lentamente lasciando davvero quelle che erano le prestazioni. Ha lasciato in maniera brillante fino a qualche settimana fa al secondo posto una squadra che invece ha perso credibilità, ha perso convinzione anche nei propri mezzi, e che quindi cercheremo di capire quali sono i reali motivi di questa crisi profonda che vede la squadra del Catania rischiare anche addirittura per il secondo posto dopo un campionato condotto quasi sempre al vertice. Tutto questo alle 20:45, intanto ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi lascio i programmi della rete e auguro a tutti una buona giornata.